Gare sui 50 metri e ovviamente non poteva mancare l'altissima velocità prodotta dallo stile libero. Si parte con le ragazze, serie 4 per i 50 stile libero femminili, se le miste, come è successo anche nelle altre discipline. Valentina Laezza, Isabella Prader e Diletta Repele. Ti ringrazio del supporto, ho perso un attimo la situazione tra computer, schermo e altro e ho rischiato di bloccarmi, mi è veramente salvato, grazie Matteo. Anche perché diciamo la verità, non siamo lì presenti che la stiamo commentando dal bordo vasca, come di consueto. Esatto, come si dice in gergo è off tube questa registrazione o dal tubo. Quindi quando in studio di registrazione vai a sonorizzare le competizioni. Beh, devo dire che stanno scivolando via con grande velocità e sono belle da vedere al di là di tutto. Sì, trovo che sia stata un'iniziativa veramente Sì. bella per cercare di dare un'idea e uno stimolo e qualche cosa di diverso a questi ragazzi che ne hanno vissute comunque tante, insomma. Braccio teso o braccio piegato nei 50 stile libero? Due scuole di pensiero. Devo dire che ultimamente i velocisti più forti vanno tutti a braccio teso, c'è poco da fare. Sì, è diversa proprio la presa in acqua, la prima parte della fase di trazione. Però vedere nuotare Popov era sempre un'altra cosa. Era un'altra cosa. Diletta Repele alla vittoria in 27,99 nella prima serie, vantaggio nettissimo nei confronti di Laezza e Rader. Classifica che hanno mescolato un po' per generare un minimo di confusione, non fosse bastato il nostro impegno generale a essere già di per sé abbastanza sgangherato. Comunque dai, serie 3, Elisa De Faveri, Aurora Zecchinato, Angela Greta Gherardo e Lara Tinazzi, le rappresentanti di questo gruppo abbastanza uniforme come età dal 2004 al 2005, quindi siamo lì. La De Faveri, piccolina ma tenace e soprattutto cocciuta, Zecchinato, poi la seconda a entrare sul bordo di partenza, fresca medagliata ai recenti campionati italiani primaverili, di acque libere. Angela Greta Gherardo, molto impegnata, molto seria come atleta, e la Tinazzi a chiudere con i risultati che vengono definiti frutto del lavoro, quindi non piovono dal cielo. Una brava ragazza che si allena, insomma. Sì, è una brava, è una brava. La preparazione di queste ragazze, una pitonata in questo costume. Una grafica notevole, c'è poco da dire. Sì. Ed eccole in preparazione, ultimi atti, poi già sul blocchetto. E via subito, veloci. Difficile il controllo delle gambe quando non hai dietro l'alettone e ti permette una track start realmente equilibrata tra gamba destra e gamba sinistra, e qua si sale di livello in maniera netta. Qui soprattutto come livello medio, perché il 27,99 non è tempo da poco notato nella batteria prima. È verissimo, è verissimo. Qui devo dire che è decisamente più compatta, con tutte le atlete racchiuse in pochi centesimi, dai 28,01 della De Faveri che ha vinto la batteria fino ai 28,71 di Laura Tinazzi, quindi in 70 centesimi tutte e quattro le atlete. Beh, se i margini nei 50 metri sono esigui, quando si entra poi nello stile libero in genere diventano ancora più esigui, effettivamente. Esatto, ancora più minimi. Bella comunque questa terza serie, notevole, e poi entriamo nella seconda con Ginevra Lazzaro, cattiva quel che basta quanto vuole tenere qualcosa, la Collodel, Martina Collodel, seconda ingresso, sempre sul pezzo, sempre presente, un atleta che evidentemente è conscia di sé, già da Bendazzoli per lo Sporting Club Verona. Ecco intanto la Lazzaro che entra sul piano vasca, Collodel come si è detto, e poi Bendazzoli, e a chiudere ci sarà Claudio Masin, atleta del Padova Nuoto Rodigium, un atleta di forte personalità, combattiva fino all'ultima bracciata, eccola. E questo ci piace molto, sì, nascondiamolo. Sì, perché al di là di tutto è bello anche scoprire attraverso queste descrizioni come gli atleti vedono, come gli allenatori vedono i propri atleti. È vero, sicuramente un aspetto decisamente interessante. E poi diciamolo, è vero, perché la gara finisce quando tocchi il blocco, come qualcuno diceva, rigore quando l'arbitro fischia, no? Certo, esatto. Non si può mai sapere fino all'ultimo metro, e abbiamo degli esempi
nelle grandi competizioni, le gare ribaltate proprio nel finale. Che è una specialità per esempio della nostra Pellegrini. Certo, esatto, ma anche lo stesso Magnini, che è venuto come epoca leggermente prima, faceva degli ultimi 15-20 metri il suo cavallo di battaglia. Esatto. Si libero molto ficcante da parte degli atleti, molto incisivo, grande l'apporto di gambe così come deve essere nei 50 stile libero, poche respirazioni e bella vittoria nella serie numero 2 con un 27,48 di Martina Collodel. E iniziamo a entrare comunque già su tempi decisamente interessanti. Ebbene sì, dallo stile libero femminile, dalla velocità, inutile nasconderlo, prima abbiamo parlato delle difficoltà del delfino maschile, ma dalla velocità femminile vorremmo avere un impulso forte. Sarebbe bello, abbiamo avuto delle belle velociste in passato, ma in Esatto. questo momento c'è un pochino di stasi, soprattutto paragonato all'estero dove abbiamo delle protagoniste che sono quasi a livello maschile. Sì, notevolissime, proprio il livello si è spostato in maniera netta negli ultimi 10 anni, hanno portato diciamo i crono migliori a ridosso di 52 secondi, qualcuno addirittura meno, siamo Già su crono molto molto impegnativi. Va bene, dai. Finale categoria ragazze, quindi la prima per assegnare la medaglia dello stile libero, con Sara Giulia Giacomini, Modo Adele Sodano, Anna Tessaro e Giorgia Simeoni. Una finale che si preannuncia estremamente combattute, un po' più giovani rispetto ai maschi. Le ragazze, la categoria nel nuoto sono sempre sfalsate di un anno fino alla categoria A, poi il fatto che i ragazzi maschi abbiano 3 anni di interesse e le donne ne abbiano 2 porta poi il balzo addirittura a 2 anni di differenza nella categoria junior in su. Qui abbiamo 3 partenti anno 2006 e una del 2007, la Giacomini. Vediamo se si farà intimorire dalle avversarie dallo scontro. Non credo, vedremo. Non credo? Vedremo. Siamo già alla virata comunque, il tempo vola. Ebbene sì, virata qua, spesso l'abbiamo detto nei ragazzi, alcuni particolari che vanno curati, ad esempio il ritmo non può mai concedere pause, anche in uscita di virata bisogna cercare subito il massimo apporto, e la rasoiata finale che porta l'atleta più giovane, è giusto? L'atleta più giovane alla vittoria. Non si è lasciata intimidire. Non si è lasciata intimidire, non si è lasciata intimorire. E l'esultanza alla fine lo racconta in maniera chiara, è un'atleta determinatissima, questa ragazza del GIS Piazzola sul Brenta, che porta a casa il titolo regionale. Complimenti a lei. Entriamo nella finale juniores 50 stile libero femminile, andiamo a vedere se salirà il livello in maniera assoluta o meno. Angelica Moreschini in ogni caso per il team Veneto Cittadella, Laura Franchin per Hydros Natatorium, ecco la Moreschina che entra, la persona più solare della terra. Laura Franchin per Hydros è una di quelle atlete che va un po' stimolata, pensa sempre di non farcela, va aiutata. Rachele Bonora, Zeus Lab Montebelluna, medagliata giovanile nei 100 stile libero, però non si limita a questo su ragioni di azione, nota bene anche i misti. E poi Elena Peruzzo per il team Veneto di Rosà. Bellissima la sua descrizione. Sì. Una grande lavoratrice, soprattutto un'atleta silenziosa, ma quando c'è da premere sull'acceleratore fa del gran rumore. Ci piace, ottima, ci piace. Ottima. Ed eccole. La ricerca della posizione sul blocco è importantissima, trovare anche una spinta di braccia, non solo di gambe in partenza, è diventato fondamentale nella track start. Il ritmo poi ovviamente quello è al numero 1, frequenza, ampiezza, buon apporto di gambe, cura di particolari, la virata, entrano, si tuffano, c'è chi cerca un minimo di subacquea, chi esce immediatamente in spinta. Impossibile dire chi riuscirà a vincere questa gara, sono troppo vicine le atlete per fare una previsione. La spunta in 26 e 29, la più solare di tutte, Angelica Moreschini, grande vittoria per lei. Però le ha abbonato qualche centesimo. Veramente? Sì, un'ottima prestazione comunque, 26,89, niente da dire. Ho detto 39 io?
qualcosa del genere. Mi ero esaltato. Era proprio l'estasi del momento, momento. con la carica agonistica, che comunque ci porta subito alla finale cadetta e senior, con Federica Pozzobon, Matilde Modolo, Agata Ambler e Chiara Convento. Atlete che vanno dal 1999, la Pozzobon la più grande di tutte, fino al 2003. E poi abbiamo una presenza quasi straniera in questo campionato regionale, visto che la Ambier è artista australiana della squadra. Australiana, interessante. Evidentemente delle origini che vengono dal mondo sottosopra, il Down Under dell'Australia, che è tanto caro peraltro all'Italia natatoria, Olimpiadi di Sydney, alle quali tu hai partecipato, che è stata in assoluto la meglio del nuoto di sempre. Con ben 6 medaglie. Che partecipazione. E un po' di legni. Sì, vabbè, però quando hai 6 medaglie, di cui oltretutto 3 d'oro, direi che comunque è andata bene, c'è poco da fare. I legni passano in secondo piano, anche se qualcuno qua presente ne ha portato a casa uno. Succede. E quello purtroppo lo si ricorda molto bene. Ma siamo già nel corso di questa finale, con in effetti bello serie, però comunque generale, grande equilibrio anche in questo caso. Con in effetti Agata che sembra far valere di prepotenza la propria forza. Ebbene sì, gambata che deve essere portata non troppo esterna, come si è visto in alto sul teleschermo, e vittoria della Ambler. 26-19 notevole. Sì, dai, si inizia ad andare bene, anche perché insomma c'è un po' di ruggine negli atleti. E probabilmente in effetti sugli atleti più grandi è anche peggio che su quelli più giovani. Questa interruzione che è stata comunque poco di un paio di mesi, se non 4, quindi sì, difficoltà per il fatto di essere rimasti fuori dall'acqua, difficoltà anche a tornare a gareggiare dopo una stagione che è stata interrotta per un lasso di tempo estremamente ampio. Sì, però non dimentichiamoci che comunque prima di interrompere gli allenamenti sono state interrotte le competizioni, quindi risaliamo ancora attorno al 20 di febbraio sull'interruzione delle competizioni. Esattamente. Classifica ragazze con Sara Giulia Giacomini alla vittoria su Adele Sodano e Anna Tessaro in terza posizione, Giorgia Simeoni, Valentina Laezza e Isabella Rader a chiudere. Categoria junior con Angelica Moreschini che vince 26,89, sul podio con lei Franchine e Bonora. Chiudono la classifica Peruzzo, Repete, De Faveri, Greta Gherardo, Zecchinato, Tinazzi e Lazzaro. Più corta la classifica cadette, Matilde Modolo 26,93 al titolo su Chiara Convento e poi Martina Collodelle terza posizione, Giada Bendazzoli in quarta posizione. Per la categoria senior, come abbiamo detto, Agata Ambler vittoria in 26-19, il podio composto da Pozzobon e Masin. Ascolta, cosa pensi della tua gara? Sei soddisfatta del tempo? Sì, sono abbastanza soddisfatta del tempo, anche perché considerato che abbiamo fatto 3 mesi di fermo è un buon inizio, secondo me è un buon punto di partenza. Si ricomincia a nuotare, si ricomincia a gareggiare, ti domando anzi, cosa hai pensato quando ti hanno proposto questa iniziativa e se è stata poi divertente come pensavi? Sicuramente sì, mi sono divertita e sono molto entusiasta di questa iniziativa perché ritengo che porterà più visione al nuoto. A questo punto, dai, raccontaci un attimino, c'è qualche atleta già affermato a cui ti ispiri quando gareggi? Hai un qualche idolo? Perché eventualmente è il tuo idolo? I miei idoli sicuramente sono Sarah Sjostrom, Kate Campbell e Pernille Bloom, perché l'ultima in particolare perché è la più piccolina che fa i 50 e 100 stile e mi identifico molto in lei. È un buon momento per salutare qualcuno e per dedicare questa vittoria e a chi e perché? Vorrei salutare i miei compagni di nuoto dell'Australia con la quale mi sono allenata nel 2018 e nel 2019. Ed eccoci in chiusura con i 50 serie libero maschile, serie 4, serie mista, Leonardo Capozzo per il GIS Arzignano. Sono tutti atleti del GIS in questa prima serie, poi c'è Michele Guerra
che si allena nella sezione di Piazzola sul Brenta, e Giovanni Zulian, sempre GIS ma di Sandrigo, di Arzignano, il primo menzionato Capozzo. Bella questa gara sociale a distanza. Una gara sociale virtuale e a distanza. E a distanza, fantastica, ci piace un sacco. Esatto, la mascherina, come tu hai ricordato più volte, gli atleti del GIS e Piazzola sul Brenta, un must assoluto, e ce li renderà memorabili, no? Esatto. Per sempre. Un po' di differenza di abbronzatura ho visto, qua bisogna lavorare su questi particolari tecnici, e denotano che anche quelli ci sono. Però denota che gli atleti hanno ricominciato a uscire per strada, quindi a prendere un po' di sole. Anche quello è vero, esatto. Sì, il vero maschile, insomma, quante immagini ci sono legate a questa gara che col tempo ha preso una grandissima importanza. 50 stili libero importato per la prima volta all'Olimpiade del 1988 in una sfida epocale tra l'idolo dei tempi, Matt Biondi, e Tom Jäger, che era il suo avversario naturale. Poi c'è una coppia di svizzeri di altissimo livello, Alsa e Volery. Sì, è vero. È stato del buono, quel momento in cui si notava comunque intorno ai 22 secondi, con degli atleti veramente notevoli. Il record mondiale era già al di sotto, poi si è cresciuti ulteriormente, soprattutto il livello medio è diventato spaventoso. Una volta sotto i 23 eri già buono, adesso se non noti 21,7, sì, già un 21,9 per un tempo notevole non ti porta più molto lontano. Esatto. Comunque, classifica della prima serie ci siamo un po' persi, con vittoria nettissima di Capozzo su Guerra e Zulian. Seconda serie, ma con Matteo Castello che sta già andando al blocco, Rodigi un noto Sant'Urbano per lui, e poi Ruzzon, e poi Contran. È da notare che in questo caso qui è quasi una gara di casa invece del team Padova Nuoto. 2 su 3 per loro. Ma anche Rodigium di fatto sono affiliati, quindi in un certo qual modo è una gara sociale anche per loro, a distanza. Esatto, e interessi per Ruzzon che non vanno per Alberto solo al nuoto in piscina. È uno di quegli atleti che si dà nelle acque libere, ha partecipato ai campionati italiani di life saving. Comunque belli sbocchi anche per chi va in questa disciplina. Noi abbiamo una buona tradizione in Italia nelle acque libere. Direi che è quasi dominante, più che le acque libere è il salvamento. Sì, hai ragione. E in effetti abbiamo una tradizione fenomenale, perché i risultati sono pazzeschi da parte degli italiani. Ebbene sì, bella vittoria, intanto 25-18 per Castello. Mi riprendo un attimo ai discorsi che tu dicevi. È vero, abbiamo avuto delle squadre che hanno vinto il campionato mondiale e raccontavano le differenze quando incontravano i team australiani, no? Perché in alcune prove, quelle che puoi preparare qui, ok, competi, ma in altre, quando c'è da andare a sfidare le onde e loro ce le hanno lì in casa, è un po' più difficile. È un po' più difficile. Serie 2 con Alex Berti per il Nuoto Venezia, a gareggiare poi Giacomo Vettoretti, Zeus Lab Montebelluna, Carraro Michael Carraro per il team Veneto Centro Stra, e Davide Bizzotto per Antares H2O. Eccoli che entrano, fisicità ancora molto sottile per Berti, atleta del 99, comunque un po' avanti. Qua saluta il suo pubblico. Un senso della scena notevole per Vettoretti. Che ci piace. Chissà se ci sarà qualcuno che imita il famoso King Shark nella presentazione del 50 stile. King Shark è quasi inimitabile. Bocchia che ha tentato di dare quel quid di spettacolo al nuoto e talvolta ci è riuscito anche molto bene. A me è stato ha lasciato il apprezzato segno. Anche, devo dire. Era stato molto criticato una volta a Bolzano, ma in realtà avevo letto nei blog americani dove era stato riportato, era piaciuto. Era stata un'errata traduzione le critiche che gli erano state attribuite, però pazienza. E siamo sulla serie 2? Siamo sulla serie 2, qua abbiamo visto uno stile libero di alto livello, un braccio teso notevole a mulinare, una bella frequenza da parte di tutti, poi in basso a destra tentativo di fuga in questo 50. E quindi siamo a diventare su tempi evidentemente più importanti guardando le nuotate. Sì, atleti anche intorno ai 20 anni, per cui la fisicità viene interpretata bene e l'esultanza anche. Davide Bizzotto che chiude la serie 2,
Beh, 23,61 non male, lui è campione regionale assoluto, non solo virtuale. Anche fisico. Esatto, con numerose partecipazioni a trofei internazionali, quel quid di esperienza che anche nel nuoto ha una sua importanza. Sì. Finale ragazzi, Massimo Chiarioni a rappresentare. Idrosoterzo, Grazie ti vengo mille. in soccorso. Sono in difficoltà, devo avere un goccio d'acqua, Matteo, dammi una mano. Poi Ludovico Niero, Vado Francesco avanti io, Memo. Ludovico Niero con Idros di Martellago, Francesco Memo di Nuoto Venezia e Simone Bragion di Padova Nuoto Rodigium. Categoria ragazzi, una finale sicuramente di livello, ci aspettiamo. Sfilano i ragazzi anche qui, notiamo delle fisicità piuttosto differenti tra i vari interpreti della manifestazione. Siamo quasi pronti alla partenza. Intanto il mio collega si sta rinfrancando un momento e ci siamo. Da notare che effettivamente sul 50 stile ho notato che quasi tutti avevano poi il blocco con la letta dietro, che effettivamente fa una differenza notevole. Sì, è un buon appoggio, Io sono rimasto impressionato quando l'ho provato. Ah sì, Avevo già smesso, non ho avuto modo di provarlo in gara da agonista. E quando ho provato un tuffo con quello, devo dire che già ero molto fuori forma, ma l'uscita dal blocco è molto più veloce. Ma bando alle ciance, siamo già nella vasca di ritorno del 50 stile categoria ragazzi. Ebbene sì, grande distensione di braccia, comunque una buona frequenza, una vittoria nettissima, è cosa abbastanza insolita nello stile libero veloce. Massimo Chiarioni 23,76 categoria ragazzi 2004, veramente una prestazione di livello. Ebbene sì, bella tecnica natatoria, bella dote proprio squisitamente atletica e anche la capacità di vincere viene segnalata ai suoi tecnici, non solo in contesti virtuali come questi, ma comunque non ha subito alcuna flessione, anche ovviamente nelle gare vere. Finale junior, Alessio Sartoretto, Riccardo Zannoni, Riccardo Pandin e Marco Pizzol. Beh, insomma, difficile fare meglio dei ragazzi, ci è piaciuta molto questa rasoiata nei 50 stili libero maschili. Il tempo devo dire che è piuttosto notevole, tutto Sì, considerato. Sì. Ebbene sì. Però sono convinto che gli junior ci daranno soddisfazione. Dai, Alessio Sartoretto leggero come una libellula, poi Zannoni galleggiamento straordinario, quasi come Mattes, detto il sughero. Riccardo Pandin, il cecchino delle grandi competizioni, e poi a chiudere Pizzol, inesauribile, e questo è l'aggettivo con la quale viene connotato, non male. Tantissimo. Tornando su Pandin, mi è piaciuta molto la sua descrizione, il cecchino delle grandi competizioni che non ne sbaglia una, apparentemente. Ci è piaciuto molto. Apparentemente finale cambia un po' l'aspetto del tutto. Beh, insomma, bisogna anche sorridere, no? Giustamente. Non solo in questo momento, ma accompagnando a una gara che ha tutto della gara di competizione una volta assemblata, però immagino le difficoltà dei singoli a mettere in piedi questo. Dicevi della corsia stretta, viene riproposta anche in questa occasione. Campo tra gli juniores che non lascia spazio alle sbavature, si mulina non da poco. Si va verso il tocco finale ed eccoli gli atleti piombare, i primi tre quasi contemporaneamente sul traguardo. Con Zannoni che però ha la spunta in 23,59 su Sartoretto in 23,69. Quindi 10 centesimi tra di loro, vantaggio esiguo, bella competitività, molto vicino anche Pandin, a meno di mezzo secondo di distacco, seppur sopra i 24 secondi. Quindi, gara di livello, comunque una crescita rispetto ai categorie ragazzi che ci erano comunque piaciuti. Molto. E poi, finale cadetti, ecco qua lo specchio dei partecipanti, Stefano Bacillotto per Antares H2O e poi Thomas Ferroni per Team Veneto, Preganziol, Marco Guarnier invece gareggia sempre per il Team Veneto Massandonà, e a chiudere Stefano Nicetto, Team Veneto Centronuoto Cittadella, atleta velocissimo, che abbiamo già conosciuto anche a livello assoluto, velocissimo in acqua ma molto lento quando si muove a terra, e questa è una caratteristica degli sprinter, no? Ah sì, effettivamente. Mi dicevano di Flora Manodou,
Ah sì? Che ha Fuori detto, è un branco? è un vero sprinter, fa tutto lentamente tranne 50 tranne 50, anche dorso delfino, Anche rana, l'ho visto in effettivamente. Nei 50 diciamo che 50 si esprime. esatto, e fuori è proprio lento. Si conserva tutto per l'acqua. Ebbene, eccoli gli atleti, ultime fasi, siamo sul blocco, attenzione, qua abbiamo 3 spoiler e uno senza. E siamo all'ultima finale della giornata. Quindi L'ultima medaglia d'oro. carica con i califfi della velocità che entrano, mulinare di braccia, si entra in virata, vediamo come andranno a cercare la spinta, tutti sul filo. Compattissima, sarà tutti una sul gara filo. veramente sul filo. Qualche respirazione di troppo, vediamo chi avrà la forza di tenere giù la testa anche nelle ultime bracciate, si va al tocco e vince Stefano Nicetto 23:01 su Marco Guarnier 23:24. E poi Stefano Vacillotto in terza posizione. Si chiude quindi la competizione virtuale con questa bella vittoria e noi vogliamo ringraziare chi ha ideato e fatto questa manifestazione, Luca Lucchetta, Silvano Lindaver, Nicola Zanon, e ringraziamento speciale a Gioele Simionato che ha montato il nostro audio, ma soprattutto tutte queste immagini prima di leggere le classifiche delle varie categorie. Vai Matteo con la categoria ragazzi. Categoria ragazzi con vincitore Chiarioni in 23,76, seguono Memo e Bragion. La finale completata da Niero, Capozzo, Guerra e Zulian. Riccardo Zannoni per gli junior 23,59, su Alessio Sartoretto 23,69, il decimo che abbiamo visto prima. Riccardo Pandin e Marco Pizziol a completare la classifica. Categoria cadetti con vincitore Nicetto in un ottimo 23,01, sul podio con lui Guarniere e Ferroni, dal quarto posto Bizzotto, Michael, Ruzzone e Contran. Campione regionale virtuale senior per il Veneto, Stefano Vacillotto, rappresentante Antares H2O, 23,55, Giacomo Vettoretti e Alex Berti a completare il podio e quarto posto per Mattia Castello. Allora, dici un po', cosa ne pensi della tua gara? Sei soddisfatto del tempo e della prestazione? Questa gara è andata abbastanza bene, sono soddisfatto del tempo che ho fatto e non pensavo di fare meglio di così. Cosa hai provato quando sei rientrato in acqua dopo tutto questo tempo? Sei felice di aver ripreso a nuotare? Mi è mancato molto non nuotare e tornare in acqua è stata un'emozione unica, mi mancava molto e sono tornato più agguerrito di prima. Raccontaci qualcosa di te, l'impianto nel quale ti alleni, sei nato e cresciuto proprio lì oppure hai cambiato e cosa ti piace soprattutto della società per la quale gareggi? Io mi alleno presso l'impianto sportivo del centro nuoto Cittadella, mi sono sempre allenato qui, mi piace l'atmosfera che si è creata dagli anni e non cambierei nulla. Dici un po', quando ti hanno proposto questa iniziativa, a che cosa hai pensato? Ma ti è piaciuto poi parteciparvi e perché? Mi è piaciuta molto questa iniziativa, è stato un modo diverso di fare allenamento, mi sono divertito molto e sono riuscito a mettermi in gioco. Grazie, abbiamo già ringraziato gli ideatori della manifestazione, lo ripetiamo, grazie anche a Matteo Pellicciari E a Luca Sacchi. e a tutti voi che ci avete seguito, un abbraccio, contiamo di vedervi sul bordo vasca con quel profumo di cloro che ci piace tanto avere addosso e con quella voglia agonistica che troveremo in tutti. Speriamo che questo abbraccio virtuale di Luca diventi un abbraccio fisico a breve. Arrivederci. Ciao a tutti.